Noi colleghi ovviamente li ho trovati scossi, come è assolutamente normale quando succede qualcosa del genere. Quindi abbiamo fatto questa assemblea straordinaria, ci sembrava assolutamente doveroso. All'unanimità della parte produttiva si è deciso di fare lo sciopero come solidarietà nei confronti del lavoratore e della sua famiglia. Un'astensione immediata dal lavoro, questa la prima misura adottata dai colleghi del 63enne caduto da un macchinario alla Kistrac di Ponzano, dove poche ore dopo i fatti la FIOM CGIL, unica sigla presente in azienda, ha incontrato i lavoratori. Allo sciopero per solidarietà, così si chiama in gergo, hanno aderito i comparti produttivi e del magazzino, uno sciopero che di per sé non è contro l'azienda. Che presta attenzione ai protocolli, dove c'è un'attenzione dal punto di vista della sicurezza, eppure anche qui possono accadere cose di questo tipo. Però ad esempio questa è un'azienda che ha attivato un protocollo per il caldo, infatti il lavoratore non era in straordinario, era in anticipo di orario di lavoro proprio per fare in modo che le condizioni fossero più accettabili. Insomma, fenomeno complesso quello degli infortuni, ma lo stillicidio rimane. Dalla UIL il segretario Roberto Toigo evidenzia come il 2025 si stia rivelando più critico dell'anno scorso. Per la CISL la questione è anche un'altra e riguarda l'età sempre più avanzata della manodopera. Solo nella Marca la percentuale di lavoratori tra i 55 e i 64 anni è raddoppiata negli ultimi 10. Lavoratori di fatto anziani, soprattutto in certi comparti, ma non pensionabili, sintetizza il segretario Francesco Orru. E a proposito di sicurezza sul lavoro, resta la mobilitazione per Mattia Battistetti, il giovane operaio di Montebelluna morto sotto un carico di impalcature nel 2021. Il processo è alle sue battute conclusive. Il 24 luglio ci sarà la requisitoria del PM. Nell'ultima udienza, nuovo presidio di sindacati e forze politiche davanti al Tribunale di Treviso. Mattia non è una tragica eccezione, dicono dalla Rifondazione Comunista.